Il laboratorio Giagu nasce nel 1985. Ci siamo dedicati alla lavorazione del coltello tipico, tradizionale, e poi con il passare del tempo abbiamo proposto piano piano anche modelli antichi che erano andati perduti e modelli nuovi di nostra produzione. Per realizzare i manici dei nostri coltelli utilizziamo prevalentemente il corno di montone. Presenta delle colorazioni molto differenti. Vanno fatti numerosi tagli e numerose lavorazioni per andare a selezionare tutta quella che è la parte migliore del corno. Il corno di montone presenta delle colorazioni molto differenti. E andiamo dal chiaro quasi bianco alle sfumature sul miele, sul rosa, alle sfumature poi o le striature sul marron, sul nero, fino ad arrivare al nero assoluto. Per quanto riguarda le lame andiamo a selezionare i tipi di acciaio, che sono prevalentemente di tre tipi: acciaio al carbonio, un acciaio inossidabile e l'acciaio damasco. L'acciaio al carbonio ha necessità di essere compattato prima di realizzare proprio delle lame con la tipica forma o con qualsiasi forma vogliamo realizzare. Quindi viene battuto a martello qui in laboratorio con l'antica tecnica della forgiatura manuale. L'acciaio inossidabile non deve essere forgiato. Noi acquistiamo le barrette grezze di acciaio e lo lavoriamo per asportazione. Significa che si fa il disegno della lama che abbiamo deciso di utilizzare, si scontorna, si ritaglia, si sgrossa, poi si fa la sfaccettatura della lama e si procede come per l'acciaio al carbonio, per gli altri tipi di acciaio, poi con la fase di tempra. L'acciaio damasco è quello che esteticamente rende di più, perché noi vediamo delle lame che appunto hanno dei disegni sulla superficie, che possono essere irregolari oppure possono essere anche voluti e ben definiti. L'evoluzione del nostro laboratorio penso che ormai sia affidata ai giovani. Quando sono arrivati i figli siamo riusciti anche involontariamente a trasmettere questa passione anche a loro. Noi continuiamo, finché ci siamo naturalmente, a stare qui, a fare da guida, a fare la nostra parte, la nostra supervisione, però giustamente i giovani che hanno, grazie a Dio, trovato la loro strada, devono avere la possibilità di concretizzare e di mandare avanti quelli che sono i loro progetti e di coltivare quella che è la loro passione. Mi piaceva l'idea di proseguire quello che i miei genitori con tanti sacrifici e tanta passione avevano creato. Per cui io li ho sempre visti innamorati del loro lavoro e hanno sempre cercato di trasmetterci questa passione e mi piaceva proprio il fatto di continuare quello che loro ci stavano tramandando.